Dopo il caso delle molestie, Milena Cecchetto aveva accusato Gio Formaggio, collega consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Milena Cecchetto della Lega. Si è arrivati ad un accordo di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa con l'avvocato, il legale del consigliere Formaggio, e quindi si è arrivati ad un accordo tra le parti, e stasera Gio Formaggio è qui ed è il ritorno di Gio Formaggio in televisione dopo una vera e propria bufera. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito, direttore. Tante cose le devo capire ancora io. Comunque, cerchiamo di mettere un po' di ordine alle cose. Intanto sono contento perché oggi ci siamo salutati con Milena in consiglio, però insomma l'accordo c'è stato. Sempre meglio un brutto accordo che un bel processo. Ho fatto le scuse, penso sia stato proprio il giorno della festa della donna che ho fatto le mie scuse a Milena direttamente da Rete Veneta con Carlo Inghilleri. E ho detto la mia versione, insomma, no? Mia mamma ha definito forse la cosa: Gio, ricordati che tu sei come l'orso Yogi. Certe volte sei un po' un orso Yogi. Bene, ma io mi considero una persona fortunata. Ecco, Gio Formaggio è una persona fortunata perché ho una moglie bellissima che amo tanto. Infatti, posso dirlo, tanto ho infranto tutte le regole. Certo. Silvia, io ti amo. C'è un infame all'interno del Consiglio regionale, lo chiamo infame, che cosa ha fatto? Appena ha visto il gesto, io ero seduto, ci siamo spinti, roba, ma ripeto, Yogi, bene. Chiama i giornalisti e gli dice: Gio Formaggio ha palpeggiato, molestato, toccato con le mani, e lì è montata una cosa. Bene, allora vi posso dire una cosa importante. Le mie mani non hanno toccato o palpeggiato nessuna donna in Consiglio regionale. Però questa persona che ripeto, guardandolo negli occhi, perché magari guarderà Focus, visto che lo guardano tutti, ecco, questa persona infame, se ha il coraggio di Gio Formaggio, questa persona verrà qua, si siederà al posto di Darè e mi dirà perché ha fatto questa telefonata falsa, meschina e soprattutto da infame.